Allora, riprende la terza parte, stiamo parlando del budget di salute, stiamo parlando della riabilitazione. Il budget di salute è introdotto qui nella Regione Veneto dalla DGR 1364 del novembre del 2024, quindi è da poco. Si stanno cominciando ad organizzare anche i gruppi di incontro dei direttori dei dipartimenti di salute mentale, che nel Veneto sono 9, perché i dipartimenti sono molto grandi. E volevo però, siccome abbiamo intervistato Giovanni e Corrado, che vivono in un appartamento nella ULS 8, dove lavora il dottor Stefano Zanolini, e dove, da quello che abbiamo capito, ci sono tanti appartamenti e che realizzano concretamente quello che è il principio del budget di salute, cioè la possibilità di vivere in autonomia, in un'autonomia che è supportata, ma che è un'alternativa più economica e anche più piacevole, più eh, migliore, diciamo, rispetto a una situazione in comunità terapeutica. La comunità terapeutica estensiva implica minore autonomia della persona, minore autonomia nelle sue decisioni e anche una spesa maggiore, perché ci sono più persone che lavorano all'interno di una comunità terapeutica. Ehm, allora, volevo un po' fare delle riflessioni su quello, su come mai e per quale motivo si riesce a portare avanti un progetto nel territorio. Ecco, quello che mi sembrava importante sottolineare è che c'è anche un lavoro e una competenza degli operatori che fanno riabilitazione e che fanno riabilitazione bene, no? Cioè sanno intanto iniziare a stabilire dei rapporti con i sindaci, no? Abbiamo parlato prima della conferenza dei sindaci che nel caso sempre della ULS 8 ha dato a disposizione degli appartamenti e quindi in comodato d'uso, quindi non c'è stata la spesa per l'affitto, però c'è anche un gruppo di operatori ben formati che fanno un buon supporto a chi fa questo percorso di salute. Ecco, eh, allora, abbiamo un po' accennato nel caso dell'esempio che abbiamo fatto di Giovanni e Corrado a il referente, che nella delibera regionale è il case manager, che è una parola inglese. Ce ne volete parlare un pochino? Sì, allora due cose. Noi viviamo in maniera integrata, per cui il nostro case manager, il nostro referente, intanto Sì, non è una... chiamiamolo pure referente, che è Esatto, più... perché mi piace di più. E spieghiamo anche un po' che cosa fa concretamente. Speriamo l'inglesismo, non è mai uno, ma sono due, nel senso che l'opportunità di far lavorare poi i centri riabilitativi integrati con la residenzialità leggera permette di avere un'equipe che opera proprio sul territorio. Due e non più di due è un modello, una scelta che abbiamo utilizzato perché è esperienza comune di tutti noi che persone diverse hanno concetti diversi sulla condizione di una casa, anche sulla propria. Per cui se io domani vado a casa di Giovanni e Corrado e ho una mia idea sull'ordine, sulla pulizia, sul rapporto che hanno con gli altri e ci vanno tre operatori diversi, potremmo avere delle idee diverse. E Ecco, quindi allora spieghiamo meglio che cosa significa il case manager o il cosiddetto referente. È una persona che va con una certa regolarità a casa delle persone che hanno un importante problema eh, di salute mentale, che quindi hanno certe difficoltà a gestire in autonomia l'abitare da soli, eppure possono avere dei problemi di relazione tra di loro e che diciamo, un po' controlla, un po' dà dei consigli, un po' gestisce il denaro, come ci ha detto, mi sembra Giovanni, no? e un po' organizzano quelle che noi chiamiamo le riunioni di appartamento mensili, dove le persone liberamente si esprimono e si confrontano. Ah, Allora, quindi ci sono pure delle riunioni di appartamento che...
in cui perché fa un comunque po' il punto di come stanno andando le sono cose le lì. persone, i referenti sono le persone che hanno chiaramente in testa il progetto e hanno concordato loro due con gli abitanti dell'appartamento quelle che sono le regole, le modalità di funzionamento, le relazioni sociali che hanno. Ma non può essere un gruppo è troppo esteso perché diventerebbe confusivo. Deve essere un gruppo solido. Su questo non faccio pubblicità, ma c'è un libro che è uscito pochi mesi fa, si chiama Coabitazioni solidali, della Carocci Editore, è scritto da due universitari che sono la dottoressa Costa, che è una universitaria di architettura del Politecnico di Milano, e Francesco Minora, che è un docente di filosofia di Trento, dove all'interno sono contenute alcune delle più interessanti esperienze di modelli di coabitazione in Italia, che vanno Giusto, con abitazione di chiunque, insomma, non soltanto persone. che vanno dalle esperienze dei minori, dei Ah, molto tossicodipendenti, interessante. migranti, della salute mentale, ne hai descritto il modello nostro, perché comunque andare a vivere in un appartamento non è mettere insieme delle persone che hanno il bisogno dell'appartamento, è costruire prima il progetto di affinità tra di loro. E questa è una Ripetiamo, fondazione. ripetiamo il titolo del libro, Coabitazioni solidali. E il Coabitazione solidale. editore Carocci si trova Bravo, su internet, non so neanche quanto costi, ma va bene. Se non credo. qualcuno penso che Però si trova, ecco, e lì dentro ci sono veramente tante esperienze. Abbiamo scoperto, lavorando in questo gruppo che lo ha scritto, che anche in altre realtà diverse, ad esempio immigrati, ad esempio tossicodipendenza, ci sono proprio dei modelli costruiti di creazione di affinità tra le persone che vanno a vivere negli appartamenti. Perché diciamoci la sincera verità, anche noi non andiamo a vivere a caso e non ci scegliamo a caso le persone con cui vogliamo convivere. E se vogliamo vivere bene, dobbiamo starci bene con quelle persone. Altrimenti rischiamo. Ecco che il lavoro che si fa nella costruzione di un appartamento, di abitare supportato e un budget di salute, è un lavoro che si costruisce prima per andare a verificare le affinità delle persone. Questo è un po' il principio vincente che ha fatto sì che da prime esperienze poi si siano moltiplicate perché sono diventate esperienze vincenti, mentre tante esperienze in cui una persona ha una casa ma non è in grado di gestirla, c'è una persona che è senza casa e allora si mettono insieme senza creare i presupposti, rischiano di essere delle esperienze perdenti che poi creano ulteriormente quello stigma che dice no, allora non dobbiamo andare avanti in questi progetti. Ecco, questo è secondo me il lavoro fondamentale che viene fatto dai referenti e dal modello di funzionamento di un abitare supportato che abbia come dire, un costrutto e un'organizzazione, perché deve avere un'organizzazione di funzionamento perché vada bene. Posso benissimo. Sì, integrare? sì, certo. No, nel senso che questa cosa del costruire l'appartamento, del pensare, è un'operazione molto delicata, importantissima e che va fatta veramente in maniera allargata, perché ha a che fare con l'aspetto culturale. Guardi, le dico, ma alcune cose le abbiamo condivise in gioventù con Stefano, insomma, eravamo assieme in queste una quindicina, ventina d'anni fa su questi aspetti. Ma decidere se un appartamento deve avere tre o quattro persone è fondamentale. Il passaggio a capire se un appartamento può essere di due o addirittura, ricordo quel passaggio, Stefano, te lo ricorderai, di una coppia, quindi due legati da un aspetto affettivo, quindi anche con possibilità di procreazione e quant'altro. Cioè c'è un aspetto di pensiero rispetto all'abitazione che è fondamentale, ma che nasce, torno a quello che dicevo prima, ancora in comunità. È rarissimo, adesso magari un po' di più con qualche giovane che non ci sia più un percorso comunitario, perché quelle cose che si fanno insieme, fare la spesa, la lista della spesa, la lavatrice, decidere i turni, eccetera, si apprende e si condivide in una situazione strutturata come la comunità, per poi esportarla e farla fruttare successivamente. L'aspetto che volevo sottolineare però è importante, è quello che alla base di tutti i progetti, che siano residenziali, semiresidenziali, territoriale, base sud, eccetera, c'è una filosofia chiara che è quella che per fortuna ci portiamo dietro in Veneto da tanti anni, quando io e il dottor Zanolini eravamo molto più giovani e i nostri primari ci insegnavano queste cose, che è la psichiatria di comunità, che è quella psichiatria per cui l'utente è veramente attore del suo percorso. Questo è, come dire, la matrice comune, perché i centri diurni o gli appartamenti in cui si fanno le bamboline o si fa l'assemblaggio non servono a nulla. Servono esperienze riabilitative di successo successive che in qualche modo facciano, come dire, evolvere
la persona nel suo percorso personale. Quello che manca, se vogliamo, invece, sa cosa sono? Tempi per la formazione, ce ne vorrebbe di più, e risorse in questo senso, perché i 2 milioni del budget di salute sono boccata d'ossigeno, ma noi avremmo molto piacere che il governo di Roma, il governo centrale dedicasse molte più risorse alla salute mentale, perché è chiaro che ci vogliono educatori formati per fare queste cose. Non manca l'idea e il modello, mancano, se vogliamo, risorse formate e finalizzate in quantità adeguate, oltre che la cultura contro stigma, come diceva prima Stefano, che in qualche modo va instillata nei comuni. Che, ripeto, una cultura contro lo stigma che funziona nel momento in cui chi opera nel territorio è in grado di dare dei risultati tangibili, insomma. Se chi dà in affitto, come diceva prima il dottor Zanolini, un appartamento, vede che l'appartamento viene condotto bene, ne darà in affitto anche altri e supererà il suo stigma nei confronti di chi ha problemi di salute mentale, ma questo dipende anche dalla capacità del Dipartimento di offrire degli operatori che poi fanno effettivamente un'attività, una riabilitazione efficace, no? Senta, io volevo riprendere due cose che mi interessavano. Uno, appunto, volevo chiedere al dottor Maniscalco, ma anche al dottor Zanolini, voi vi siete confrontati, avete fatto parte, il dottor Maniscalco era il coordinatore di questa commissione di studio per il budget di salute, quindi vi siete confrontati con, mi sembra, almeno 3 regioni, che è la Campania, il Friuli Venezia Giulia e l'Emilia Romagna. Che cosa avete imparato dall'esperienza di queste 3 regioni e che cosa invece non vi è piaciuto, per cui non avete ritenuto di poterli importare anche nel Veneto? Ma guardi, dico la mia, per quanto riguarda il percorso, è stato un percorso lungo, il gruppo di lavoro ha lavorato 2 anni quasi, è stato un percorso importante e a un certo punto ci siamo posti la questione di confrontarci appunto con altre regioni che già lo applicassero, perché è sempre molto utile confrontarsi e sentire pregi e difetti secondo chi li sta in qualche modo utilizzando. Quindi adesso senza dire quale regione, eccetera, dico a grandi linee alcune cose, un paio di cose. In alcune regioni abbiamo notato che il budget di salute è stato svilito ed è stato utilizzato sostanzialmente come fondo di risorse sanitarie per un mega appalto con le cooperative. Non le dirò mai quale, ma così è. E l'altra cosa che ci ha stupito è stato invece un elemento comune, che è stato motivo di riflessione all'interno del gruppo e che abbiamo trovato, direi, in tutte e tre le regioni, sostanzialmente, che è quello di quanto dovesse durare il budget di salute. Cioè, il punto era, e abbiamo discusso a lungo di questo e poi ne è uscito il budget di mantenimento, così si chiama nella delibera, lo troverà. Il punto è, noi sosteniamo un progetto di vita per 1 anno, 2 anni, 3 anni, poi lo interrompiamo. Ma facciamo bene o facciamo male se quella persona ha ancora bisogno? E questo è un punto che è venuto fuori soprattutto ascoltando le regioni che si erano già poste questo problema e che non l'hanno risolto o hanno tentativi di risoluzione. E da lì è nata la discussione che mi ha portato avanti almeno in 2 o 3 incontri, se ricordo bene, chiedo anche a Stefano, magari la sua memoria è meglio della mia, e che ha portato a definire il budget di mantenimento inteso come un budget di salute che viene perdurato per una quota parte, ovviamente, di utenti per un tempo molto più lungo, quindi di mantenimento, quindi in qualche maniera così. Questo non solo perché le risorse non sono infinite, perché la logica è quella dell'autonomia. E questo è venuto fuori chiaramente, cioè la logica è se io ti do uno strumento per autonomizzarti, ma tu non sei riuscito a autonomizzarti, cosa facciamo? E questo è un problema, ripeto, che è venuto fuori dal confronto con le altre regioni, ma che poi abbiamo sviluppato internamente. E secondo me è uno degli aspetti della sperimentazione che sarà, come dire, interessante, io ovviamente dal punto di vista anche, diciamo, scientifico, interessante e ovviamente che ci porrà delle sfide. Questo io ricordo dal confronto con le altre regioni. Non so Stefano, tu. Allora, se funzionerà o meno il budget di salute e come sta funzionando nelle regioni che lo hanno attivato prima, fra un po' probabilmente lo scopriremo. Questo perché è in corso una ricerca nazionale dell'Istituto Superiore di Sanità sul budget di salute. Hanno finanziato le 3 regioni che prima Anna lei citava, no? Campania, Friuli e Emilia-Romagna, che sono capofila di questo studio, di questa ricerca. Ma questa ricerca ha coinvolto 10 regioni italiane sul budget di salute, tra cui il Veneto,
Lo dico perché uno dei pezzi del gruppo di utenti che sta partecipando, sono 20 utenti del nostro territorio a questa ricerca, è nostro, dell'Ussotto, poi c'è Treviso che ha ammesso altri utenti, e ci sono tutta una serie di indagini in tempo 0, tempo 1, tempo 2, sulla base di scale cliniche, la ONOS, la scala del funzionamento sociale, la scala del gradimento dell'utente, la scala dell'efficacia lavorativa, che verranno elaborate dall'Istituto Superiore di Sanità, in una ricerca che dura un anno, su più di 500 persone che sono in percorso di budget di salute, che ci diranno i criteri di funzionamento sia per la salute mentale sia per il SERD, perché il budget di salute nelle regioni che abbiamo citato e anche in altre, sto pensando all'Umbria o al Lazio, coinvolgono anche utenti in carico ai servizi per le dipendenze, e soprattutto ci dirà in quali aree funzionano meglio o ci sono migliori esiti e in quale aree invece gli esiti non saranno tali. Ci sarà probabilmente un convegno, l'obiettivo era per prima dell'estate 2025. L'autoressa Scattoni del Ministero che sta guidando il progetto credo che stia lavorando proprio sull'elaborazione dei dati, e quindi credo che questa esperienza di queste 3 regioni, che sono diverse, però è interessante perché hanno accettato anche la sfida di mettersi in analisi di quello che stanno facendo, e questo potrà essere utile anche per noi per analizzare quali pezzi, no, di quei progetti di budget di salute possiamo portare a casa e quali invece possiamo considerare meno significativi. Ecco. Sì, a questo punto la domanda. Allora, noi abbiamo fatto la volta scorsa, la trasmissione precedente, una trasmissione sull'IPS. L'IPS ha una caratteristica che mi ha subito colpito, che è una certa standardizzazione del modello. C'è una struttura che si chiama Y. Io ho intervistato appunto il dottor Fioritti, che era il presidente di questa associazione, che è un'associazione che si preoccupa di verificare che chi dice di fare l'IPS lo faccia effettivamente, perché uno può chiamarla come gli pare, ma insomma poi dovresti seguire delle regole. Allora, c'è una cosa simile anche per i budget di salute, perché io potrei dire facilmente, io faccio budget di salute, io faccio riabilitazione, io faccio eccetera, ma chi lo decide se si sta veramente seguendo un criterio di riabilitazione? Allora, l'IPS è uno strumento molto valido e riconosciuto dalla letteratura e andrebbe implementato, però è uno strumento. Quindi il concetto non è se usiamo lo strumento o non lo usiamo, il concetto è se quegli utenti con quelle risorse effettivamente intraprendono un percorso di tipo preoccupazionale. Il problema in salute mentale è quello degli indicatori di esito. Cioè, tanto per essere chiari, se noi usassimo come indicatore di esito, ma è troppo grossolano per poter essere utilizzato, quante persone che hanno avuto accesso al budget di salute sono state assunte dalle aziende, dico grossolano perché magari non è così semplice, quello sarebbe un indicatore di esito. Non è importante che strumento sia usato, perché non c'è solo l'IPS, anche su strumento ottimo. Chiaro? Quindi il punto non è usiamo lo strumento, è abbiamo risultati o meno. Quindi dovremmo vedere almeno degli indicatori di processo. Ne faccio un esempio anche qua, ma Stefano è più competente. Io stavo dicendo se esiste, se per il budget di salute, visto che è un percorso riabilitativo, no? Un intervento riabilitativo, se c'è una standardizzazione così come c'è per l'IPS. Allora, il budget di salute ha una standardizzazione che è stata inserita nella delibera in termini di definizione del bisogno. Ci sono delle scale, come lei avrà visto nella delibera, che Sì. identificano il bisogno. Dopodiché viene attuato un progetto che può usare strumenti diversi. Quindi non ci sono strumenti uguali. Questo per tanti motivi. Il primo, che gli strumenti sono più di uno, quelli riconosciuti, validati. C'è l'IPS, ma ce ne sono molti altri. Il secondo è che ogni utente poi ha, come dire, le sue necessità e ogni dipartimento, ogni territorio ha delle risorse diverse a disposizione. Però, ecco, ripeto, il punto è degli indicatori. Cioè, la vera sfida in salute mentale è questa cosa che ho messo a disposizione, sia l'essenzialità sia l'essenziale del budget di salute, funziona o non funziona? E la ricerca che citava prima Stefano, che ben conosco perché in conferenza delle regioni l'abbiamo voluta e come direttore a suo tempo io indicai appunto le due ULSS che se ne stanno occupando,
è una ricerca che cerca appunto invece di dare risposte in questo senso, cioè di capire se i percorsi funzionano o non funzionano, in che ambito funzionano, indipendentemente dagli strumenti usati, che si auspica, ma questo è scritto anche nel documento dell'Istituto Superiore di Sanità, che siano strumenti riconosciuti e validati, ma questo dovrebbe essere sempre. Non so Sì. se ti ho risposto. Sì, se posso integrare un attimo, voglio dire, il budget di salute è un modello di intervento, non è una tecnica, no? Social skill training, ACE management, IPS sono tecniche di Certo. intervento efficaci e riconosciute. Il budget di salute è un modello di orientamento di intervento che integra il territorio. Quello che ci dobbiamo chiedere alla fine di un percorso di budget di salute è come ogni dipartimento che ne avrà il governo in Veneto, e questa è una differenza che il Veneto ha rispetto ad altre regioni, cioè il governo pubblico di questa cosa, se diventa efficace nella qualità di vita di quelle persone. Per cui noi dobbiamo usare strumenti clinici da una parte, sociali e integrazione lavorativa dall'altra, per capire se le persone che sono in budget di salute hanno dei percorsi di recovery, hanno dei percorsi Cioè, di se hanno migliorato, insomma, per dirla in modo più semplice, altrimenti prima questo sarà facciamo dei una test per taratura per capire. cambiare modello. Sarà una taratura per cambiare modello ed ogni dipartimento sarà importante che faccia monitoraggio su questa cosa, perché è solamente attraverso questi monitoraggi che può capire se il suo regolamento, se il suo modello di intervento è efficace oppure se deve andare alla ricerca di altri strumenti di efficacia. Va bene. Sì. Ho capito abbastanza, anche se penso che alla fine ci sarà un confronto nei comportamenti, anche se il percorso è un percorso individualizzato, non è detto che tutti facciano lo stesso, anzi deve essere individualizzato, però ci sarà, diciamo, un comportamento, una modalità di intervento rispetto alla quale ci si confronta, no? Per definire anche come stilare il progetto individualizzato e per valutare anche l'efficacia di quello che state facendo, no? Perché mi sembra che l'abbiamo detto, nella DGR sicuramente una parte importante sono una serie di test, di questionari che vengono utilizzati per misurare le persone, no? Per dire come stava prima, poi fa un anno il progetto, un anno, 3 mesi, 6 mesi il percorso tramite il budget di salute e vedo che cosa succede dopo, insomma, no? Ma Questo guardi, per noi, prego Stefano, vai tu. Una delle cose che non abbiamo citato oggi è che il budget di salute ha livelli di intensità diversa a seconda dei progetti che vengono fatti, e questi livelli di intensità non sono decisi, diciamo così, da chi lo gestisce, ma nascono da una serie di scale che sono allegate alla delibera, che ne vanno a definire la progettualità. Sono scale da una parte cliniche, dall'altra sociale, dall'altra delle risorse che le persone e il territorio può mettere insieme, e l'insieme di queste scale danno dei punteggi che permettono alle persone che gestiranno quel progetto di budget di salute di orientare la tipologia di budget. Ecco, già questo è uno strumento su cui ci abbiamo lavorato molto, che secondo me è unificativo poi degli interventi in tutte le aziende. Poi è chiaro che se non si fanno poi delle scale di valutazione di esito è difficile capire, ma in tutti gli interventi, sapete, dai farmacologici ai riabilitativi ai sociali, se non ci sono delle scale di valutazione di esito, siamo autoreferenziali, a noi sembra sempre che le cose vadano bene, ma abbiamo bisogno di strumenti oggettivi per dirci e analizzare se le cose vanno effettivamente bene. certo, sono totalmente d'accordo sulla valutazione e sulla necessità di valutare un prima e un dopo. Sì, volevo dire questo, che rispetto alla sua domanda, io credo che noi dobbiamo prenderla come una sperimentazione vera, è veramente una sperimentazione e bisognerà, come dire, man mano accompagnare lo strumento in questo triennio. Come le dicevo, a brevissimo ci sarà la prima riunione, funzionerà così, mensilmente tutti i dipartimenti con l'ufficio salute mentale si riunirà per, intanto, per, come dire, avere una certa omogeneizzazione dei regolamenti o quantomeno un confronto e poi sicuramente per monitorare lo strumento e vedere come che accomodamenti fare. Quella della verifica degli esiti è fondamentale in tutti gli aspetti, ma questa che è una sperimentazione formale anche in modo particolare. Eh,
il pabulum, cioè diciamo la base l'abbiamo descritta io e il dottor Zanonini, quindi su che base si innesta il budget di salute. Lo strumento abbiamo cercato di definirlo in termini teorici e adesso vediamo l'applicazione come sarà, vedendola da vicino, un po' questo quello che succederà, insomma. Va bene, sentite, io siamo arrivati alla conclusione della puntata. Vi ringrazio molto per questo intervento e spero che il budget di salute sia un utile strumento, adesso non so se lo possiamo chiamare strumento, per la riabilitazione, per la cura delle persone con un grave problema di salute mentale che hanno bisogno di essere integrate nel territorio. Questo sicuramente il budget di salute lo fa. Saluto quindi il dottor Tommaso Maniscalco, Grazie a lei, grazie, buonasera. il dottor Stefano Zanolini Grazie dell'opportunità. e saluto anche Umberto. Giovanni e Corrado. Ah, scusate, Giovanni e Corrado, scusatemi, e Michela che non c'è, ma insomma, e grazie per la vostra testimonianza. Molte grazie. Grazie e ci vediamo tra 2 settimane per un'altra puntata di Sempre solo un salto e la ragione diventa follia. Grazie.